Io ho sentito urlare, però ti ripeto, siccome sentivamo spesso, a volte magari, però è anche vero che quando si litigano sentivo due voci, io ne ho sentito solo lei urlare, non è che ho sentito la voce di lui. Il racconto drammatico di una vicina di casa. Tutto è accaduto intorno alle 9:30 in questa palazzina di via Sgarbariola a Oderzo, poco distante dall'ex caserma Zanusso. A chiamare il 112 è stato l'uomo, 58 anni, di origini tunisine. Venite, ho ucciso mia moglie. L'aggressione in questo appartamento, ora sotto sequestro. Le urla udite dai condomini. Tutti pensavano fosse l'ennesima lite, invece il dramma si stava consumando fra le quattro mura di casa. Sentivo un po' correre, tant'è che mi sento molto in difetto di non aver chiamato subito, però io, siccome lavoro di sera, mi alzo tardi, ero a letto alle 9:30, per cui ho sentito sto casino, ho detto Madonna, ma... E dopo, per cui per un bel pezzo sentivo anche che andava avanti e indietro per l'appartamento. Probabilmente tentava di fuggire. Sì, esatto, esatto. Colpita più volte con un mattarello alla testa, la 46enne è rimasta a terra inerme fino all'arrivo dei sanitari del 118. Solo in quel momento ha capito di essere salva, lontana da quella furia. Questa non era la prima volta. Tu abiti nello stesso piano della signora? Sì, diciamo che non è la prima volta che intervengono i carabinieri, si sperava di non arrivare a questo punto, insomma, quello sicuramente, però non è la prima volta che succede un episodio di violenza domestica in quella casa. Ecco, ci dicevano fra l'altro che già 2 anni fa aveva tentato di ucciderla. Sì, 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 era successo, era stato allontanato, da qualche tempo però tornava a girare da queste parti, quindi si vede che era stato riaccettato in casa. La coppia ha 2 figli, uno maggiorenne ed una piccola di 10 anni che ora si trova da una conoscente della vittima. L'ennesima violenza domestica, un tentato femminicidio che poteva finire in tragedia. Un uomo di cui in molti avevano paura. Io sicuramente che lavoro di sera e torno la sera tardi, l'idea di avere uno così qua, sì. A me indisponeva l'idea di avere un uomo così sotto di me. La 46enne lavora in un asilo, tranquilla e sempre gentile, la descrivono. Forse credeva che il compagno avrebbe potuto cambiare, essere diverso. Oggi l'ennesima lite sulla quale stanno indagando i carabinieri.